Siamo alla stazione di Messina Centrale con il dottore Giuseppe Calogero che sta aspettando il treno per andare, e il papà anche, il papà del dottore Calogero, sta aspettando il treno per andare a Roma per recarsi al polo tecnologico della Regione Lazio. Sì, dove inizieremo ad assemblare dei piccoli prototipi a base di coloranti naturali per appunto testare la loro stabilità. Quindi li prepariamo, dopodiché li mettiamo in condizioni di illuminazione esterne e verranno fatti dei test per stabilire la durata e vedere quanto, appunto, se si deteriorano, quanto tempo ci impiegano, facendo anche test accelerati. Quindi per preparare dei prototipi per questa, esatto, la famosa invenzione dei pannelli solari fotovoltaici, esatto, a base di coloranti naturali tipici siciliani, quali la betalaina che è presente nei frutti per esempio nei fichi d'India, oppure le antocianine, oppure anche dei coloranti che si trovano in altri Ripetiamo frutti. Perché è passato il treno nelle... Sì, allora la betalaina si trova nei fichi d'India o nelle rave. Per quanto riguarda invece l'antocianina si trova nei fichi d'India. Ovviamente poi c'è la possibilità di utilizzare i coloranti anche presenti in altri frutti. La cosa importante che stiamo cercando di fare è di incrementare il voltaggio e di incrementare la stabilità. E quindi questo, diciamo, laboratorio di Roma È apprezzatissimo, CIOSE, che è in parallelo col CNR oppure una struttura diversa dal CNR? No, è una struttura che nasce dall'Università di Tor Vergata, Roma 2, sempre università, ed è stata finanziata dalla Regione Lazio appunto per creare questo polo solare o polo tecnologico, e di conseguenza lì ci sono una quantità, tantissimi giovani sotto la guida del professor Aldo Di Carlo, che appunto hanno cominciato a fare diversi anni fa questi studi e ora sono all'avanguardia. Diciamo, in Italia sono tra i primi, ci sono loro e poi un'altra azienda e basta che fanno queste cose. Quindi siamo nella fase del prototipo, però avete anche un piccolo finanziamento, avete avuto, diciamo, sì, relativamente piccolo, perché ancora intanto non è per portare avanti un lavoro del genere si dovrebbe parlare di quanti milioni di euro per andare velocemente. Fai il conto, ci vogliono molte persone che lavorano. Ad esempio in altri paesi con quanto lo finanziano un progetto del genere, in altri paesi? Facciamo un esempio con un altro paese. Qualche milione di euro. Con qualche milione di euro si potrebbe realizzare qualcosa di effettivamente commerciabile, utilizzabile nel giro di pochi anni. Appunto, è sempre ricerca, diciamo, a rischio, nel senso che comunque uno inizia, cioè studia, poi chiaramente deve fare, intanto anche ha delle ricadute collaterali, cioè noi studiamo determinate cose e poi nel percorso scientifico troviamo magari altre soluzioni che possono essere usate in altri campi, ecco. Però la ricerca è sempre ricerca ad alto rischio, non è la ricerca industriale dove uno ha una cosa che praticamente è collaudata e va soltanto a perfezionarla. Qui è proprio da andare a incidere profondamente sullo stato dell'arte e non è una cosa semplice. Certo, quindi però uno ci prova. Siamo nella sperimentazione, diciamo, nella parte sperimentale, che però è importante anche questa parte qua, perché si scoprono anche delle cose collaterali che potrebbero essere utili. Certo. Va bene dottore, la ringrazio e buon viaggio. Buona serata. Ciao.